0,3. Bene. Abbiamo ripreso la distesa delle tre campane maggiori da quella posizione, tipo adesso stiamo salendo per di fiato perché non ci sono le scale, però si sale in fretta. Ci puoi venire giù in bici qua? Sì, magari. Sei fratelli. Uno bravo. Guarda. Sì. Riesci a vedere anche un campanile. Dove? Dall'altra parte, beh. Sta a dirmi che a Venezia è quella. Aspetta a me. Vedevo fosse di quanto giardino. Vediamo se dopo se si riesce. Senza Dai, avanti. Sì, è Marghera quella. Venezia. Ci dovrebbe essere Jesolo. No, quello è San Marco, quella. Sì, San Marco di Venezia. Si vede anche il porto di Marghera. Facciamo le Forse sì che si vede Jesolo comunque. Adesso non c'è la cella. sono bellissime. Questa è la piccola, Sonello, la mezzana e la grande. Possiamo fare le due case, sono alte. Si vede anche Venezia. Là si intravede Venezia con Basilica di San Marco e San Pietro di Castello e San Francesco d'Avigno. Non ho tantissimo zoom. Poi di là ci sono le isole della laguna e quindi si vedono Torcello e Burano. Poi di qua, ecco infatti. Bellissimo panorama. Poi di qua si vede la zona archeologica di Artino, città romana, ecco il treno che passa. Qua invece Jesolo Lido, si possono vedere le torri del drago, alcuni grattacieli.
strade e un altro campanile, però non so di che paese sono perché. Penso sia Forsalta il campanile di prima comunque. Qua si vede il centro di Quarto d'Altino con la chiesa. Qua, questa è la chiesa di una frazione di Quarto che si chiama... Come si chiama la frazione? No, questa dove c'è la chiesa. Ah, Musestre. Chiesa molto bella sul fiume. Di Coccia Giordano. Quello invece è il campanile di Casale sul Sile con l'autostrada e si possono intravedere le prealpi, ma oggi stamattina ha piovuto, quindi non si vede tanto, ci sono un po' di nuvole. Facendo l'ultimo giro si vede Porto Marghera e Mestre, e la punta che si vede è il campanile di Favaro Veneto. Basta, purtroppo non si vedono le Alpi perché stamattina ha piovuto un po' in tutto il Veneto e quindi ci sono ancora le nuvole.